Buongiorno amici ed amiche di Sportissimo Channel, buona domenica alla vigilia di quella che sarà la finale di Wimbledon e non solo, finali degli europei di calcio e anche della Coppa America questa notte. Quindi non solo sarà Spagna-Inghilterra, ma anche oltre a Djokovic contro Alcaraz sarà anche Argentina-Colombia. Ne parliamo subito con Max. Ecco, dovrebbe essere in diretta adesso. Bene, buongiorno a tutti. E che dire, ho sentito le tue parole, sì, finale Djokovic-Alcaraz. Djokovic vorrà assolutamente vincere il suo ottavo titolo per eguagliare Roger Federer, però credo che con questo Alcaraz sarà molto, molto, molto dura. Perché è un Alcaraz che non ti lascia scampo, si fa per dire. Però vedremo, insomma, il campo darà il risultato, darà il verdetto. Credo, io magari mi sbaglierò, però l'anno scorso fu un epilogo a fine tutto a favore di Alcaraz. Quest'anno Djokovic, anche se si è ripreso bene, insomma, ha fatto di tutto per rientrare, non sapeva, aveva detto anche lui che se avrebbe partecipato o no al torneo, alla fine ce l'ha fatta, è arrivato in finale con una buona forma, però credo che Alcaraz abbia qualcosa in più. Ma insomma, vedremo perché Djokovic ha insegnato che nella vita bisogna sempre continuare a sognare. Che dirti Enrico, bisogna parlare un po' della finale ieri persa dalla Paolini, che a un certo punto l'aveva quasi portata dalla sua parte, perché avendo vinto poi il secondo set 6-2 e aveva incominciato anche bene il terzo set, purtroppo un break ha portato poi la partita verso la ceca e non c'è stato nulla da fare. Certo è una storia dietro un po' particolare della ceca, forse era destino così evidentemente. Certo che perdere per un gioco, no, per un break è un vero peccato, no? Insomma, ci ha provato comunque la Paolini fino all'ultimo, sicuramente non ha fatto la brutta figura, si fa per dire, no? Che aveva fatto a Parigi contro la Swiatek, ma qua insomma ha lottato fino alla fine, perdendo 6-4 al terzo con un onore. E che dirti, fa male per lei perché sai, arrivi lì e vuoi vincere. Ovviamente il secondo è sempre un pochino più triste, però devo dire che ha fatto qualcosa di straordinario, come fece Berrettini a suo tempo 3 anni fa, quando è, e quindi credo che insomma qualcosa di buono l'ha fatto, numero 5 del mondo, possiamo essere soddisfatti. Adesso è tutto in mano sua, potrebbe ancora regalarci qualche altra soddisfazione quest'anno, perché non è finita, c'è Parigi, quindi le Olimpiadi, no? Poi c'è New York, chissà cosa può fare la Paolini in questi tornei. Tra l'altro poi abbiamo anche lo stesso Sinner che sta tornando dopo le vacanze, insomma con la sua fidanzata. Qualcuno dice che la colpa adesso delle sue, diciamo, non performance eccezionali sia colpa della sua fidanzata, io non credo proprio. Cioè, queste qua è un po' come la Sata per Berrettini, non c'entrava niente, non è che lei portasse sfortuna oppure perché, diciamo, hai dei rapporti. Io credo che queste qua sono solo delle scuse, no? Uno trova una scusa perché, guardate che nel tennis non si può vincere sempre. È impossibile, nessuno, neanche un mostro, neanche lo stesso Djokovic vince sempre, neanche Federer, che era fortissimissimo, non vinceva sempre. Ma nessuno, Ivan Lendl, ve ne posso elencare, Boris Becker, Pete Sampras un fenomeno, anche lui ogni tanto perdeva. Cioè non esiste, non si può vincere sempre, è impossibile. Quello che ha vinto in assoluto più di tutti comunque è Jimmy Connors, però anche lui perdeva, cioè non è che poteva vincere sempre, voglio dire. Questo è il concetto. Per quanto riguarda, come hai detto tu, gli europei, sai, partita, no? Tu cosa dici? Partita equilibrata, ma la Spagna forse leggermente favorita. Sì, riavvolgendo il nastro, poi chiaramente, oltre a parlare della Paolini e della sconfitta di ieri, che lascia un po' l'amaro in bocca per come è maturata, per la rimonta che aveva fatto dopo aver ceduto il primo set. Ad ogni modo, resta il fatto che una stagione straordinaria, ricordiamo che non aveva mai vinto una partita sull'erba e era dal 2016 che un atleta, in quel caso Serena Williams, non faceva
una finale sia a Roland Garros sia a Wimbledon, per cui comunque vada e comunque è andata, nonostante queste due finali perse, la Paolini ha fatto una grande stagione, potrebbe qualificarsi alle finals ed è in corsa ampiamente. E una stagione da ricordare per lei, ha capito di potersela giocare su qualsiasi superficie. Questa è una bellissima storia, e come anche quella di Musetti, perché noi venerdì ci siamo visti appunto su YouTube, Facebook ed Instagram, parlando No, prima Twitch, Twitch. prima, esatto, su Twitch, parlando della semifinale tra Djokovic e Musetti, dove Musetti ha incontrato un Djokovic in forma stellare, e ha avuto anche delle occasioni, non ha sfruttato probabilmente nel secondo set, che era in vantaggio, e quando vai sul 3-1 lì 2-0, poi 3-1, devi cercare di mantenere il tutto. Per quanto riguarda il calcio, come dicevi tu, Spagna probabilmente favorita, occhio all'Inghilterra, perché diciamo negli ultimi tre turni di eliminazione diretta ha sempre saputo trovare o dalla panchina o da grandi azioni quel quid in più degli avversari. Stasera sicuramente dovrà far fronte a qualcosa di più. Se riuscirà a farlo, potrà contrastare la Spagna. Argentina-Colombia invece questa notte alle 2. Salutiamo nel frattempo Darko, buona domenica anche a te. Argentina-Colombia, favorita l'Argentina, però attenzione che la Colombia è in netta forma, e l'equilibrio comunque di questa Coppa America è dato dal fatto anche che nella finale terzo posto questa notte il Canada se l'è giocata, fino al 92esimo vinceva con l'Uruguay, poi ha perso i rigori, quindi Uruguay terzo e Canada quarto. Non c'è la finale terzo posto a livello di Euro 2024. Sì. Quindi questo è quanto, insomma, ecco. No, no, giusto, giustissimo. Questo sono pienamente d'accordo che la Colombia comunque ha fatto qualcosa di più, ha fatto vedere qualcosetta di più, però insomma io credo che alla fine parte, no? Parta sempre favorita l'Argentina in quanto anche campione in carica. A differenza magari della Spagna contro l'Inghilterra, dove credo che l'Inghilterra sì è alla seconda finale consecutiva, se ci pensiamo ha fatto la finale anche in quel di Wembley ben 2 anni fa, insomma, no? E quindi direi che, no, comunque è l'ultimo europeo che abbiamo vinto noi, e quindi si è riconfermata una squadra vincente. D'altronde, insomma, i due campionati più forti, no? Lo si sa quali sono, e alla fine il risultato questo è. Tornando indietro, scusa che mi ero dimenticato, perché poi sai, dicendone tante uno deve cercare anche di stringere il più possibile. Volevo, intanto c'è la Trevisan, a chi interessa, insomma, è in una finale Challenger contro la Li, una cinese credo, insomma, sta vincendo. Vediamo se porta a casa qualche punticino classifica, perché ne ha proprio bisogno, è un 125, e insomma si ha sempre bisogno di qualche torneo, perché nel frattempo voi pensate c'è Wimbledon, ma gli altri tornei vanno avanti, i Challenger continuano, quindi tanti tornei stanno andando avanti. Ricordo che dalla prossima settimana ci sarà di nuovo Berrettini in campo a Gastad, quindi, o a Bastad, insomma, non mi ricordo bene come si dice, e detto questo ci sarà quindi sulla Terra Rossa il ritorno di Berrettini. Insomma, vediamo un attimino, non ci sarà Sinner, che si riposerà giustamente perché insomma non è stato proprio in super forma, ma volevo raccontarvi questa cosa che aveva detto Musetti. Musetti ha detto che il tennis non è uno sport per poveri, diciamoci la verità, l'ha detto proprio l'altro giorno, dicendo che insomma sua madre gli ha fatto da taxi, i suoi non si potevano permettere perché tra viaggi, viaggetti, viaggini, insomma diventa veramente complicato. Un po' l'aiuto della federazione, devi metterci tanto impegno, però non è sicuramente uno sport semplice. Infatti questo lo volevo dire anche a tutti, no? Cioè tutti quelli che si avvicinano al tennis, non pensate che in 5 secondi uno può diventare Sinner. Ci vogliono sacrifici, vuole un po' di fortuna, i genitori ci devono mettere loro perché bisogna viaggiare tanto, spostarsi, specialmente ai primi tempi in Italia, per poi dopo andare a finire all'estero, nei primi posti più vicini naturalmente all'Italia, però bisogna viaggiare tanto. All'inizio c'è da fare veramente tanti sacrifici, spendere anche tanti soldini, con la speranza di.
poter un domani riuscire ad arrivare a un certo livello. Chiaro che deve avere anche un po' di fortuna, perché ci vuole magari l'accademia giusta che ti prenda, che ti dà una mano. Se pensate che l'allenatore di Musetti lo segue da quando lui ha 8 anni, pensare che da me arrivasse un ragazzino lo seguo anch'io da quando avevo 8 anni, poi lo vado a seguire per tutto il tempo, no? Diventerebbe impensabile una roba del genere. Ti arriva un bambino e che ne sai se quello poi diventerà Musetti, Sinner o compagnia bella, voglio dire, no? E sono sempre tutte cose che sono strane, ma è la realtà, cioè non pensate che sia così semplice, è tutto un grande fortuna, anche perché devi avere anche un po' di fortuna a trovare magari anche la federazione che ti dà una mano, quello sicuramente lo fa se hai talento, se hai possibilità, se no ti devi anche un po' arrangiare, ecco. Quindi alle volte ho visto gente che ha rinunciato proprio perché i costi erano troppo esorbitanti, ecco, perché viaggiare costa, l'allenatore che ti segua costa, cioè tutte cose che costano, quindi non è così semplice, ecco, tutto lì. Ecco, chiudiamo con il commento di Darko, europeo a dir poco penoso, da tante squadre mi aspettavo qualcosa di più, le uniche Spagna e Germania, l'Italia lasciamo stare, quindi stende un velo pietoso sull'Italia. Ecco, quindi ricordiamo gli appuntamenti. È ore 15 la finale di Wimbledon tra Djokovic ed Alcaraz, Alcaraz campione in carica. Alle ore 21 la finale di calcio degli europei, Spagna-Inghilterra, e alle 2 di notte, per chi lo gradisse, Argentina-Colombia. Questo è quanto. Poi prossima settimana segnaliamo da queste parti per gli amanti del softball, il baseball al femminile. A Castellón di Strada ci sono i campionati mondiali, quindi qua in Friuli Venezia Giulia non si scherza, e quindi per chi volesse può approfittare, insomma, della vicinanza, insomma, per poter andare a vedere. Vedevo che biglietti ce ne sono ancora, quindi possibilità di vedere grande softball. Questo è quanto. Prossima settimana, insomma, sarà quella di transizione, ci sarà ancora poi il tennis con la terra battuta, ovviamente Berrettini l'hai citato tu, e, e poi dal 26 sarà ora delle Olimpiadi, quindi mancano solo 12 giorni alle Olimpiadi, quindi siamo pronti per la baguette che sta scaldandosi in forno, pronta per venire fuori, ecco. Per Ed essere essere, mangiata. esatto, ad essere mangiata, ecco. Grazie a tutti, buona domenica, ovviamente questa calda domenica, e insomma c'è sport anche oggi